giocare qua. Dobbiamo arrestare Franco Baresi. A questo punto lo devono sapere anche a casa. Staccate la televisione, lo possiamo dire a casa. L'ultima canzone, veloce. Sicuramente, maresciallo, brigadiere, non so, io purtroppo Allora, non sono... i titoli, quelli giusti, maresciallo e brigadiere, che non si vede che c'è la fascia da brigadiere. No, fusione, ma puntato. Vabbè, più che faccio da brigadiere, c'ha faccia da carabiniere proprio. Ma difatti, la fiamma a lui è sempre spenta. Dunque, maresciallo, mi scusi, io ho avuto ordine dal comando di dire al signor Baresi il motivo dell'arresto. Per forza, è importantissimo. Ma guardate, qui c'è un equivoco. No, nessun equivoco. Sicuramente io sono una persona seria. C'è un equivoco! Ma se lei doveva stare il mio caro signor Franco Baresi, che si è messo il nome di Franco Baresi il calciatore, ma lo sai che questo è plagio, questo è plagio! Ma non è Biagio, è nemmeno Pasquale. Io mi chiamo Barese e non Baresi. Provveda con le manette che questo non è che riesce. Il motivo dell'arresto è perché lei qua se la sta troppo cantando. Bravo! Se la canta. Bravo, lei può fare il cabarettista, lo sa? Se la sta cantando. Provveda con le manette. Guarda, io le spiego il motivo. Ma c'è un equivoco sicuramente. L'equivoco lo risolveremo dopo, intanto dobbiamo andare nelle segrete, va bene? Avete sistemato bene? A posto, noi mo dobbiamo raggiungere l'unico problema che stavamo aspettando la camionetta, i colleghi, la camionetta non c'è, dobbiamo raggiungere il carcere, guarda, per lei abbiamo usato una suite, perché sappiamo che lei è un cantante Zimbabwe conosciuto, una suite, dobbiamo raggiungere... Lo ascolti, che se comincia a fare la magnetta con la bocca vuol dire che mi fa nervosire, mi faccio avere l'ergastolo sul Barese. Dunque, maresciallo, vogliamo proseguire? Allora, dobbiamo praticamente raggiungere, quanto saranno? 2 chilometri in linea d'aria, a piedi, raggiungeremo il carcere, poi per il resto deve provvedere. Linea d'aria, no, io soffro d'asma. Linea d'aria. Ma si rende conto che questo fa lo spiritoso con le forze dell'ordine? Il cantante Barese. Vabbè. Allora, il fatto che c'ha i piedi piatti e che comunque deve camminare a piedi, signor Baresi, non ci possiamo fare niente. Le scarpe per lei, ed è per darle a noi le scarpe d'ordinanza, uno ogni 10 anni. Perciò, il fatto è che si sta mettendo male il tempo, mannaggia, dobbiamo fare 2 chilometri a piedi. No, maresciallo, io ho il reumatismo, per piacere no. Vuoi far furbo? Ma il furgone, Palognorri. No, questo signor non lo conosco. Non lo conosciamo, noi lo conosciamo. Continua, fa il tocco e il ritocco. Sentite, io vi voglio venire incontro, però a me fatemi andare a prendere l'ombrello. No, può ripetere, per favore, potete ripetere, signor Baresi, il carcerato può ripetere? Ribadisca. Ecco, se mi date tempo, quando vado a prendere l'ombrello? Ma noi, come a dire che siamo i carabinieri delle barzellette siamo noi, no? Ma voi andate a casa, prendete l'ombrello e poi venite qua. E ci si pagate per 2 fis, per 2 citroni a vento. E ci si pagate per 2 citroni a vento. No, e mo dimostriamo che noi siamo dei carabinieri scelti. Facci bla blanco. Come dice lei, maresciallo? Andiamo noi a prendere l'ombrello. E voi aspettate qua. Aspettate qua. La via caricato. In attesa, pubblicità.